Ciao Giacomo, io sono un guerriero e penso di tipo particolare, un poco strambo. Mi si riconosce dallo sguardo, dal mio occhio cieco. Penso proprio che sia così. A volte soffro per cose stupide, ma non ho mai perso la speranza di essere migliore. Non ho una spada, ho l'amore. Credo che l'amore può fare di tutto e rendere noi e gli altri simili. Ci vuole tempo perché questo si avveri. Occorre sperare. L'amore è forte e genera amore. Siamo viaggiatori e certe volte andiamo nella notte più buia dove c'è sempre una luce. Basta avere un libro per volare in mezzo alle nuvole, pensando di essere al mare. Cerco di volare con la luna, come con una mongolfiera alla ricerca di un mondo nuovo, dove tutto sia perfetto. Tutto in me è un'emozione. Guardare come l'impasto per il pane nel forno si gonfia e dimenticare tutto il resto. Guardare il sole che ritorna dopo una tempesta di grandine e dimenticare tutto il resto. Guardare persone di amici che stanno peggio di me e ritrovare la forza di combattere e dimenticare tutto il resto. L'anno prossimo compio 70 anni, ma io non so come è potuto succedere che siano passati tutti questi anni senza che me ne accorgessi. Tutto in me si è fermato a 10 anni fa. 10 in 10, sperando che le cose cambino in meglio. Le cose cambiano in meglio, le cose cambiano in peggio. Alcune cose rimangono uguali, alcune cose portano un nuovo dolore, altre portano all'improvviso grande gioia. E poi tutto crolla e va giù, giù, giù. Nasce in me la speranza che tutto si sistemi, che il Signore mi aiuti, ma il suo tempo non è il nostro tempo. Per noi sono tanti gli anni e per Lui sono minuti. Di 10 in 10 il tempo passa e amici e parenti ci lasciano. Di 10 in 10 diventano anime che girano intorno a noi. Noi li pensiamo e loro appaiono nei sogni, ma sono vivi o in un altro mondo. Di 10 in 10 tutto cambia, come un sogno volato nel tempo. Cosa fare? Dimenticare o pensare o soffrire a fasi alterne e poi gioire. Gioie e dolori passano di 10 in 10. Partire e non tornare più. Questo è il tempo giusto. Di 10 in 10 andare via.